No, lei non c'è. Ah, ok, no, è vero. C'è un attimo che sta. C'è un altro, ma non lo possiamo andare a riprendere No, perché si nel. sta vestendo. Ok, e vabbè, poteva essere. No, no. è piacevole, ma non si fa. Ho capito. Eccolo qua. Salve. Sì, ecco, meno male. Ma comunque l'abbiamo accettato. Sì, però sta lungo. Sì, vabbè, non c'è problema, non ci scandalizziamo. Allora, quello che volevamo chiedere, innanzitutto c'era questa canzone leggendaria che si chiamava Porno Rap, che fine ha fatto? Ce l'abbiamo ancora, con gli anni è stata messa in archivio perché diciamo che ci stava qualche parolina in più. Quali erano queste paroline in più? Non te le posso elencare. Vabbè, tanto le abbiamo già messe sul sito. Adesso le dicono più assai creature che all'epoca rindutisca. Quei creature non lo sanno più assai per poi non fare a me. Ma quindi assolutamente sarebbe da censurare? Come la rifarebbe questa canzone? Con i beep o? No, la faccio però togliendo qualche parolina un poco correggere troppo, delle parole. correggere un po' le paroline. Però insomma era un mito quella canzone, Sì, un peccato. Infatti l'altro time se tu vattene si portano come infatti l'abbiamo portato pure una volta a un matrimonio a Palermo. Certi mo si accidono e ci mettono proprio là. Quale fu la reazione degli. Bravissimi. Ma Mi piace perché no, chi è che ama Napoli? Era piacevole queste cose, però non tutti riescono ad apprezzare quelle cose. Ma noi le apprezziamo moltissimo. Sì, ma noi del sud, noi di qua, di Napoli, però in un appartamento, un'attica a Roma, lo sindaco di Roma, cioè noi ci azzardaimo, ma non sapevamo come. Voi siete stati. Renato Zero era abbastanza condiscendente perché lui è un Sì, simpaticone, sì. Renato. Io sono stato veramente quell'aneddoto che ho contato, è vera. Renato Zero è sceso a Napoli perché ama l'immondizia. Non sappiamo che tutta questa munizia come non è venuta. Ma amava farsi le fotografie vicino ai contenitori delle immondizie. Una forma di feticismo. Poi si ospitava a casa sua. Sta casa stupenda, sta villa, l'immagine sua pareva un santuario per tutte parti, pure in due bagni. Da certi molli a qua perché sennò muovono lo stile. Senti, a così voleva dare certi stanze greche, mi ha detto uno dell'800. Troppo alto, già passaggi, cioè già avete la sette vicino lì. Ci voleva uno scalettino. Intanto tanto va come mi girava che stava a casa mia, pare caricare tutto il primo piano. Perché sei un po' tanto, a rovutare. E la facciate pure noi. Io mi ricordo che però avevate delle voci eccezionali. Perché avete cantato in playback la canzone di Maria Nazionale? Io sono in caricature di quella di Maria. Vabbè, tu devi andare pure a base di quello che dice Gianni, quello che vuole Gianni, hai capito? Perché voi avete una capacità di improvvisazione con quel playback un Ma po' noi già succedeva facciamo la una vostra. parodia con ragione e sentimento di Non so se della l'hai nazionale. Vai su YouTube e vedi la parodia nostra di questa canzone a qua ragione e sentimento. Che poi tratta, il titolo è tratto da un romanzo di Jane Austen. No, ti dico la verità, non lo conosco a sto cristiano. Lei lo conosce però, anzi la conosce perché era una grande scrittrice. Sì. Ecco, ha una cosa che mi piacerebbe a questo punto, Titti, non fare quelle riprese orrende come le sai fare tu. A così vediamo, Vorrei stare tra le due mitiche coccinelle. No, poi la cosa è bellissima, anziché fargli parlare sempre di cose napoletane, eccetera, eccetera. Ecco, parliamo di letteratura inglese. Mamma mia. Ma perché voi stai facendo sta cattiveria? Questa è una cattiveria che si può fare. Ma perché è una cosa un po' particolare, un po' diversa dal solito. No, perché insomma, voglio dire, le coccinelle, si parla delle coccinelle, allora sempre soltanto della napoletanità e questo e quell'altro. No, parliamo di filosofia, forza. Chi è questo cristiano? Che ne so, Hegel, Kant, Schopenhauer. Non si sa, spazzato vicino due. Freud. No, parliamo di Freud. No, amore, ho sempre sentito dire qualcosa così, ma mai letto di queste cose. Però siete dimostrati una grande cultura. È la cultura di Napoli. Ecco Marulano. Usaste la cultura di Napoli, allora Giambattista Vico. Giambattista Vico, sì, sto là vicino alla capitale. Dietro Giambattista Vico. Certo, la sua vicino di casa. Un po' morto però. Sì. No, scusate, lo schiedo di Tresciopolis, dobbiamo fare un po' i cazzoni, altrimenti il nostro sito non. Sì, ma fa che ben venga, che ben venga, figurati. Certo. Ma tu parti da Albano, no? Albano? Paro fratello Albano, No, mia moglie sembra la papà, quando eravamo piccoli fidanzati sì, ci chiamavano Albano e Romina, lei si incazzava moltissimo. Dov'è tua moglie? È quella che sta riprendendo. Paolo. Ah, come hai fatto a te?
Glielo chiedono a tutte. Hai visto? Ma proprio i film non si vedono proprio. Amore C. Extra che sei proprio ciccato, l'amore C. Mi ha preso lo stesso. Io scherzo. Ma certo. Grazie di tutto. Goccinelle, siete un mito per tutta Napoli e per tutto il mondo, direi. Grazie. Grazie, ciao. Ciao, grazie a te.